Quello che noi stiamo cercando di portare avanti, la riappropriazione degli spazi catanesi da parte della città che vuole reagire. Questo è il vero ingrediente per trasformare quel che non ci piace in quel che ci piace. Questo è il vero spunto per trasformare la Catania che non desideriamo nella Catania che tutti vorremmo. Catania forse è la città con più alto indice di differenziazione fra quel che è e quel che potrebbe essere. Questa è una aiuola in cui più volte mi sono recato per vedere la condizione di degrado. Neanche a farlo apposta, e la mattina dopo la sua sistemazione ho scorto un sacco di rifiuti. Non devo dire quello che ho fatto, molti residenti lo sanno perché poi c'è stato un passaparola, ma questo l'ho potuto fare proprio perché ero certo che questa cultura del bello, per come adesso si può vincere da questa aiola, potesse trasferirsi, potesse contagiarsi. La città ha bisogno di buone pratiche, ha bisogno di buone pratiche, ha bisogno di capire che la pulizia, la cultura, la cura dal degrado dipende soprattutto da noi. L'amministrazione può fare poco, deve fare tanto, ma non ha molti strumenti a sua disposizione, quindi quando poi si crea questo esercito di volontari non posso che essere felice.